Eccoci mister, un 2-0 che forse punisse in maniera eccessiva il Portogallo, comunque una vittoria che ci può stare al di là di qualche errore di arbitraggio, almeno questi tifosi hanno detto, si sono lamentati sugli spalti. Lei come l'ha vista la partita? Noi l'abbiamo interpretata come l'abbiamo preparata, anche perché consideriamo che questo è ancora calcio d'agosto, fino a domenica prossima era un derby importante e la vittoria a noi serve per il morale. Per quanto riguarda il direttore di gara, non parlo mai di direttori, ma non perché ha fischiato a noi o a loro. Io guardo i problemi in casa mia, noi abbiamo affrontato una squadra in buone condizioni secondo me Portogallo, perché è finito nella nostra metà campo con una condizione fisica. Per noi è stato un buon test a livello caratteriale, dobbiamo ancora lavorare molto su alcune cose, ma è normale. È una vittoria che ci serve per il morale, per cementare di più lo spogliatoio, dopodiché domenica col Porto-Monsoir sicuramente un'altra musica. Sì, il campionato si sa è un'altra cosa, però rimanendo su questo trofeo Regione Veneto, questa vittoria in pratica vi conduce al passaggio del turno, è quasi una formalità l'ultima partita. Mi pare che abbiano pareggiato la Città di Concordia e la Gorgonzola, se non sbaglio. Al di là di questo noi andiamo avanti per la nostra strada, ripeto, il risultato ci dà fiducia, maniera di lavorare in settimana bene per preparare la gara. Dopo sappiamo che c'è una differenza tra Coppa e campionato, quando sono i 3 punti veri tutta un'altra musica, anche perché domenica qua arriva una squadra che è considerata dai detti dei lavori una squadra che dovrebbe vincere il campionato. Un'ultima cosa, prospettive per questo campionato appunto della Fossaltese, dove volete arrivare? Ma io non voglio essere noioso, ma all'interno dello spogliatoio nella lavagna ho scritto 40, sono i punti. Dopodiché già a farne 40 ci vuole parecchie vittorie, perciò il nostro obiettivo è quello lì. Valorizzare i giovani del vivaio che abbiamo messi dentro anche oggi abbastanza e si va avanti.